Penso di no, penso di no. Però è il momento adatto, perché io, guardate, penso sempre, alla fine, lo dico e lo ridico, a me non interessa che la gente arrivi qua a frotte per farsi vedere. Non mi interessa. A me interessa che arrivi il politico per dare notizie utili alla gente. Per fare il suo rosario, per far vedere magari che ha i capelli più lunghi o più corti e che fa sorrisi, a me proprio non mi interessa. Abbiamo altri servizi che riguardano l'Europa, riguardano l'Italia. A me interessa come Jessica Canton che venga qui oggi, in questo momento, a dirci: guardi, di me, ok, Gigi, faccia lei, mi chiama come vuole, abbiamo un numero verde per l'illuminazione pubblica, cosa non di poco conto. Mi dica, Sindaco. Sì, direttore, c'è una novità importante per i cittadini del Comune di Fiume Veneto che ora hanno a disposizione un numero verde, ovviamente attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per segnalare guasti o comunque problematiche legate all'illuminazione pubblica. È una novità importante, il numero verde è 800 011 193. Novità importante che va a far parte di quella gara ad evidenza pubblica che ha assegnato a Siram Spa la gestione di tutta l'illuminazione del Comune di Fiume Veneto, quindi fornitura di energia elettrica e termica, fornitura, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 2,5 milioni di investimenti, come avevo avuto modo di dire proprio qui da lei, direttore. Faccio un esempio per tutti di questi investimenti, di queste opere che prenderanno avvio, verranno cantierate nel 2022. Andremo a sostituire 2600 corpi illuminanti nel Comune di Fiume Veneto per sostituirli appunto con la tecnologia LED. A LED. Quindi con un risparmio anche... Assolutamente, non soltanto economico ma anche... E con poco inquinamento. Esatto, ma anche benefici ambientali. Tutti questi investimenti saranno affiancati, quindi monitorati da un importante progetto appunto di verifica di quelli che ovviamente sono gli obiettivi che l'impresa che si è aggiudicata questo appalto dovrà ovviamente rispettare. Quindi insomma ricordo il numero, direttore, 800 011 193, segnalare guasti. La signora Maria, allora, mi dica 800 1 1 1 9 3. Facilissimo, 800 11193. E quindi avete un contatto diretto e gratuitamente, perché non si paga nulla alla risposta. Grazie Sindaco, grazie veramente a Jessica.